Perché sceglie di candidarsi a sindaco di Agrigento e soprattutto quanto le costa, visto che deve lasciare Porto Empedocle, ma nel caso di elezione sarà costretto a lasciare la sua poltrona alla regione? Ma diciamo il costo esiste, c'è, innegabile, però dico io sono una persona che anche nel mondo del lavoro dove sono stato mi è sempre piaciuto mettermi in discussione. 5 mesi dopo che ero capo reparto amministrazione in una certa azienda decisi di salutare e cambiare pista, andare in un altro posto, perché io penso che il punto di arrivo è bello, però poi hai bisogno di nuovi stimoli. L'esperienza regionale è stata una bella esperienza, nel senso che è una bella esperienza, penso di essere stato attivo anche nell'iniziativa legislativa, però io ho vissuto questa sorta di sollecitazione su Agrigento come una scommessa nei confronti di me stesso. Hanno detto che lei è un po' freddo forse per la città di Agrigento e che è una persona molto accentrista, ecco, quale sarà il suo modus operandi per la città di Agrigento nel caso di elezioni? Nella realtà forse mi si conosce poco, perché chi mi sta accanto che ora sa che dietro questo aplomb flemmatico sono uno molto mediterraneo e anche passionale, quindi la freddezza purtroppo non fa parte del mio carattere. Oggi presenta due liste, Agrigento cambia, Agrigento rinasce, ce ne saranno anche altre e soprattutto che liste sono? Le hanno accusato di aver dietro Di Mauro, Alfano, oggi c'è Raciti che apre e dice perché no a Firetto, cosa sta succedendo dietro di lei? Veda, con un po' di presunzione dico questo, io non sono il signor del negozio tal dei tali che viene chiamato dai deputati tal dei tali per dire candidiamolo a sindaco, io sono uno che fa il sindaco di Porto Empedocle. La presunzione mi venga perdonata, sono una persona che sta facendo il deputato regionale. Pensare che altri miei colleghi deputati regionali che sono stati anche, parliamoci chiaro, messi dietro elettoralmente perché ad Agrigento ho preso 2500 voti mettendo dietro altri, possano loro stare dietro di me, forse starò io dietro di loro. Se vinco le elezioni a Palazzo dei Giganti ci vado io, quindi discretamente tutti gli altri facciano 1 o 2 passi indietro perché la città la governo io con la squadra mia, dopodiché loro ne avranno un beneficio perché se porteranno risorse, se porteranno sollecitazioni saranno i benvenuti. Spesso si pensa al binomio Firetto uguale rigassificatore e che questo rigassificatore sia stato il benessere, se vogliamo, di Porto Empedocle, sia stato lui l'artefice di questo cambiamento. Qual è la sua opinione? Qual è stata invece la realtà dei fatti? Firetto può essere accostato anche al rivolgimento della città di Porto Empedocle, al cambiamento del suo fronte mare, ai restauri, al nuovo porto, alla croceristica, cioè all'avanzamento culturale, all'intrattenimento, alle tantissime manifestazioni culturali, al respiro mediterraneo che quella città ha acquisito. Abbiamo fatto una scelta quando accadde del rigassificatore, voluto, ricordiamocelo, da 3 governi regionali e voluto da 4 governi nazionali, mentre adesso se la danno a gambe alcuni, cioè tirano le mani indietro. Io dico che averla colta è stata un'opportunità giusta e si è persa un'occasione. Purtroppo dal 2013 sappiamo che il rigassificatore purtroppo per una serie di condizioni non si farà. Oggi quando c'è una pietra tombale sul tema del rigassificatore, stranamente qualcuno si sveglia e tira fuori il tema del rigassificatore.